Epatite pediatrica acuta. Anche in Veneto sono 7 i casi segnalati e trasmessi dalla Regione al Ministero della Salute. La più grave è una bimba di 8 anni ricoverata da venerdì scorso nel reparto di pediatria d'urgenza dell'azienda ospedaliera di Verona. Le sue condizioni sono comunque in miglioramento. Un'altra bambina di 13 anni, ne compirà 14 la prossima estate, ricoverata all'ospedale di San Donà di Piave 2 settimane fa, colpita in modo pesante da epatite, aveva allertato la pediatria del nosocomio. Fortunatamente la ragazzina ha visto regredire abbastanza rapidamente la malattia, tanto che è potuta tornare a casa in dimissioni protette, e cioè sotto osservazione ed effettua frequenti visite all'ospedale. Gli altri 5 bambini veneti colpiti da epatite acuta, tutti maschi, sono già stati dimessi: 2 di 1 mese e 10 anni d'età dall'azienda ospedaliera di Padova, 1 di 2 anni dalla pediatria di Campo San Piero e 2 di 13 e 14 anni dall'azienda ospedaliera di Verona. Il Ministero della Salute ha attivato la rete di sorveglianza dei pediatri per monitorare eventuali casi di questa forma di epatite acuta di origine ancora sconosciuta, che nel mondo ha già infettato 190 bambini, una quarantina in Europa.